Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme. Dal 2 al 3 luglio 2022 a Forni di Sopra si terrà Profumo di Resina, un simposio con i rinomati scultori che plasmeranno i tronchi dei larici che sono stati abbattuti dalla tempesta Vaia, rappresentando con la loro maestria e creatività l'immagine di Forni di Sopra, terra di scalpellini e collocata ai piedi delle Dolomiti friulane. Gentili amici e amiche alla Visione dell'Ascolto, buongiorno. Ci troviamo a Bariano di Basigliano dove si sta per concludere la prima parte dell'automotoraduno dello Stella che avrà la sua conclusione finale poi all'interno della sagra di Flambruzzo. Ci troviamo nella splendida cornice del museo di Sereno Pontoni, all'interno anche della sua abitazione dove tra poco andremo un po' a sbirciare quello che accade. Nel frattempo siamo in attesa, come vedete, dell'arrivo delle auto moto d'epoca che sono a circa 1 chilometro dall'arrivo, come si dice in questi casi. Allora andiamo a salutare innanzitutto il padrone di casa, Sereno. Buongiorno Sereno e grazie per l'invito. Buongiorno, grazie a te che sei venuto. Senti, ho detto in apertura, siamo all'interno del museo perché tra poco andremo a buttare l'occhio anche per vedere cos'è all'interno di quella stanza là molto interessante. Sì, lì sono 200 motorini, sono sempre quelli che non sono stati venduti e non stanno di altri a comprarli. Sono motorini che hanno una certa età, come si dice. Sono motorini che hanno 100 anni anche. Dopo andremo a vedere. Sono una roba talmente strana che sono venuti di Milano in due a vedere e dice, lei ha dei motorini, dice che non li abbiamo neanche mai visti. Vabbè, cosa vuoi? Ormai. Come ogni anno ospiti, da quando purtroppo c'è stata, ricordiamo anche la pandemia che ha bloccato per 2 anni questo evento, però quando ci sono eventi sportivi nella zona le tue porte sono sempre aperte, no? Sì, vengono, se li conosco perché mi hanno chiesto stranieri, padovani di Treviso di venire, gli ho detto di no, di non venire perché i carabinieri mi hanno detto di non lasciarli entrare, che non è sufficiente. In modo speriamo bene, dai. Vediamo, oggi arrivano, hanno detto 150 macchine. Speriamo tra poco appena il Presidente si libera dal telefono. E dopo vediamo, sì, e anche lui è arrivato. Dai, speriamo bene, dai. Grazie. Eccolo là il Presidente che è ancora al telefono, tra poco lo sentiremo, ma a minuti, come vedete già il pit stop è già fornito di ogni ordine e grado, vedete anche la truppa avanzata che ha già predisposto il resto. Allora andiamo a sentire un attimo. Presidente, allora quante auto sono presenti oggi? Normalmente saranno una settantina di auto, Circa 150 persone. 150 persone e una trentina di moto. Quindi finalmente si riparte dopo i 2 anni sabbatici. Ma sì, ci voleva qualcosa per muovere un po' le acque e per fare un po' di folklore anche, no? Diciamo così, e far vedere che esistiamo almeno, no? Perché Allora, dopo 2 anni, giusto. allora, siete partiti da Rivignano, arrivo poi a passaggio qui a Bariano e poi finale presso la sagra di Flambruzzo. Sì. Passando però facciamo un giretto giù fino a Torsa, tornando indietro per Aris, in modo da incanalare tutte le macchine che arrivano lì alla sagra, in modo da avere
spazio per piazzarle senza che sia. Onde evitare di non trovare tutto il traffico bloccato già in arrivo. Dicevamo, insomma, una settantina tra auto e macchine, un 150 persone. Questo vuol dire che c'è voglia di tornare, no? Soprattutto a rimettere in strada la 2 o 4 ruote, ma anche tornare così a divertirsi, riprendere quello che purtroppo si era leggermente dimenticato. Certamente, certamente. A tal punto siamo anche orgogliosi e felici. Ci aspetterà il sindaco di Rivignano, l'avvocato Mario Anzil, che ci aspetta lì alla Sagra per dare il benvenuto a questa grossa manifestazione. Certo. Allora, noi sentiamo dei rombi di motore in lontananza, dovrebbero essere a minuti, anzi a secondi da queste parti. Noi intanto che aspettiamo vi facciamo vedere un po' un'anteprima di quelle che sono le macchine, che tra poco vedrete anche le altre. Qui, come potete vedere, insomma, le immagini parlano da sole. Macchine rigorosamente operative, come si dice in questi casi, con il loro fascino, il loro design. Siamo già oltre Manica, nella perfida Albione. Questa data era l'auto della regina Elisabetta, una delle tante auto della regina Elisabetta, quella che vedete inquadrata adesso. Rimaniamo sempre oltre Manica con la Jaguar. E adesso entriamo all'interno del museo, proprio in attesa, ripetiamo, dell'arrivo dei partecipanti, che non sono tanto lontani potete vedere, insomma, qui ci sono delle generazioni, i nostri genitori, i nostri nonni, che hanno cavalcato, come si dice in quegli anni, forse anche i bisnonni, forse anche qualche bisnonno che ha cavalcato questi cavalli ruggenti dell'epoca. Come vi ha sottolineato prima il padrone di casa Sereno Pontoni, vi diceva appunto oltre 200 motorini, insomma Vespa e Lambretta presenti qui all'interno del suo garage personale. Ecco anche dall'alto. Tanto proprio sul nostro canale Friuli TV potete vedere uno speciale già fatto da chi vi parla qualche anno fa, con tanto di visualizzazione personalizzata. Ecco, stanno arrivando, mi dicono in questo momento. Tanto noi facciamo ancora l'ultima panoramica all'interno qui del museo, come detto, di Sereno Pontoni, che si trova presso la sua abitazione di Variano di Basigliano. Qui sono le altre auto a sua disposizione. Adesso stanno arrivando i partecipanti, noi ci spostiamo all'esterno. Siamo, come vedete, all'interno dell'area festeggiamenti, del pit stop. Ecco, sentiamo il rombo, il sound. Ci sono un attimo da pazientare. Sentiamo che stanno entrando in questo momento nella stradina laterale. Noi ci mettiamo in posizione. Eccoli che stanno entrando, stanno arrivando, ecco, adesso siamo sicuri che arrivano. Vediamo chi è il primo a sbucare. Già, questo è un po' meno d'epoca, a dire il vero. Comunque abbiamo gli apripista che stanno portando a casa
Abbiamo anche la versione generale lì. Chiaramente lasciamo, potete sentire il rombo del motore. Come detto, sono una settantina le auto presenti. Sono auto di tutte le serie. Ma dovrebbe essere la fine cosa. Può esserci per quanto riguarda. No, ce ne sono ancora, ce ne sono ancora. Adesso arrivano anche le Vespa, oltre alle moto. Stanno arrivando anche le 2 ruote dopo le 4 ruote.
Dovremmo essere proprio alla chiusura. Senti, si sono comportati bene fino adesso? Molto bene, bravissimi, sono stati veramente tutti in gamba, tutto a posto. Ti confermi che sono una settantina tra auto e moto? Tra auto e moto sì, assolutamente sì. Sì. Adesso qua la pausa e poi direzione Flambruzzo per il post gara. Esattamente, in Sagra Flambruzzo che ci ospitano ovviamente con il pranzo, benissimo, e le premiazioni e tutto ovviamente la festa che si farà dopo. Bene, ci vediamo dopo. A dopo. Allora chiudiamo qui, gentili amici e amiche, la visione all'ascolto, questa breve diretta per quanto riguarda questo automotoraduno dello Stella con il primo pit stop, usiamo questo termine, all'interno della famiglia Pontoni a Bariano di Basigliano per una breve pausa, rinfocillarsi in attesa di raggiungere poi Flambruzzo dove continueremo poi nel pomeriggio l'evento. Non resta che ringraziarvi per la visione all'ascolto e augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Alla prossima. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme